Domani è San Valentino. Sfortunatamente quest'anno, per ovvie ragioni, non siamo riusciti a far leggere i biglietti dei Baci Perugina. Siamo comunque riusciti a fare le nostre interviste e chiedendo ai nostri compagni cosa ne pensano di San Valentino e dell'amore. Ne è uscita una cosa un po' bizzarra, ma non importa. Noi vi ricordiamo di lasciare mi piace al video e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdervi le prossime interviste. E dai, buona visione! Senti, parliamoci chiaro. Cos'è per te l'amore? Per me l'amore è fidarsi della persona, del compagno, avere fiducia e amare la persona, ovviamente. Con tutto. Compagno o compagna non si fanno distinzioni, noi siamo aperti a tutto. Cos'è per te l'amore? Voler bene a una persona. L'amore è una cosa che c'è tra due persone che si vogliono tanto bene, è un sentimento molto importante. È una cosa sopravvalutata, non ce n'è bisogno. E non saprei definire proprio specificatamente cos'è l'amore. È una cosa molto grande però. Fateci una dichiarazione d'amore per qualcuno, vai. Però diciamo, Daniele, no, allora le ragazze non sono il nostro punto forte. Esatto. Diciamo che in questo periodo pensiamo più alla scuola e niente, ci stiamo concentrando sulla scuola, basta. Mi sembra giusto. No, grazie. Sai che all'interno dei Baci Perugina ci sono i biglietti d'amore? Sì, biglietti molto intelligenti. Tu, se potessi scrivere qualcosa in uno di quei biglietti, una frase romantica o qualcosa da dedicare a qualcuno, cosa scriveresti? Se fossi il tecnico dei Baci Perugina, cosa ci scriveresti? Frasi pessimistiche o realistiche o di Nietzsche. Niente. Beh, in questo periodo vogliamoci bene tutti quanti, dai, e rispettiamo le regole. TVB. Voglio bene è una frase molto famosa e... Grazie. Cosa scriveresti in una di quelle frasi d'amore? Niente. Quello che ti viene dal cuore. Ti amo. Buongiorno, siamo qui a intervistare una bella coppia. Che programmi avete per San Valentino? Dobbiamo ancora decidere, siamo ancora nel dubbio. Nulla, perché non lo so, Sei single? può darsi. Non hai l'amorosa? O il moroso? Moroso. Ah, ce l'hai? Sì. Lui è il moroso, ragazzi. È occupato. Perfetto. Penso di andare a Padova a fare un giro con mia amorosa. Hai fatto il regalo alla tua ragazza? Non ancora, ci sto pensando, sto guardando su Amazon le opzioni. Non so ancora cosa fargli, però pian piano arrivo all'idea giusta. Vi farete dei regali, qualcosa del genere? Sì, ovvio, abbiamo già fatto. Molto bene, signori. Una frase che le diresti d'amore a caso, qualsiasi cosa va bene. I love you. I love you, signori, è giusto, è giusto. Secondo te, perché si festeggia San Valentino? Non ne ho idea. Per festeggiare l'amore. Allora, viviamo in un'epoca consumistica dove le persone devono sempre comprare cose nuove. San Valentino è una festa consumistica, però ci sta, dai, alla fine la gente si diverte, ci si ama, ci sta come festa. Vedo che lei è un uomo di cultura. Ne so troppe, ne so. Non lo so. Aspetta, questa la so anch'io. Come dice Sheldon in The Big Bang Theory... No, aspetta, devo guardare l'episodio, dopo lo dico. Immagina che il tuo grande amore sia un piccione lì per terra. Cosa gli diresti? Si stai mettendo a disagio in un modo terribile. Visto che siamo in periodo, tu sai chi era San Valentino? No. Allora, San Valentino era un arcivescovo romano che fu decapitato e flagellato nel III secolo, quindi per tenere fede alla tradizione non sarebbe più opportuno portare la propria ragazza ad assistere ad un brutale omicidio? Sono d'accordo, sarebbe meglio. Beh, no. Se bisognerebbe portare la ragazza a vedere una cosa bella, non una cosa brutta. No. C'è chi piace i film horror e allora lì va bene. Sì, quello devo dire di sì. Perché non è bello. Facci una dichiarazione d'amore. Una dichiarazione d'amore. Sta estate? Chi vuole, venga a Genova. Tu sai chi era San Valentino? Un santo e mi pare che ci sia il corpo qua al Duomo di Este che aprono la visita un giorno all'anno che dovrebbe essere San Valentino. Tu sapevi chi era San Valentino? No. San Valentino, un santo. Avresti mai detto San Valentino? No, dici una frase d'amore. Le rose sono rosse, le viole sono blu. No, sono viola. Lo zucchero è dolce come così sei tu. Mi è piaciuta molto.
Tu sai cosa si scambiavano gli innamorati tradizionalmente il giorno di San Valentino? Fiori, presumo. Rose. Baci perugina, così. Rose. In realtà sarebbero le Valentine. Sai cosa sono? No. Non so. Sono delle lettere d'amore. Tu lo faresti anche se siamo nel 2021 e ormai ci sono tutte queste tecnologie? Oddio, non sono per le lettere io. Comunque, piuttosto di niente, sì. È più per i piccioni viaggiatori. No, piuttosto un messaggio WhatsApp, un'email, ecco, piuttosto delle Un'email. lettere. Tu ne scriveresti una? Perché no? Sai cosa sono le Valentine? No. Sono delle lettere d'amore. Tu cosa scriveresti in una lettera d'amore? Non lo so, non sono un tipo molto romantico. Ok, tu hai una ragazza? No. Ok, Se vuoi esserlo te. che gentile. Allora, ipotizziamo, io sono la tua ragazza, cosa mi diresti? C'è un piccione nel mio cuore molto speciale per me. Mi stanno chiedendo cos'è l'amore, professore? Cos'è? Chiediamo al professore. Vabbè dai, c'è un amore per tutti prima o poi. Il cuore è il simbolo dell'amore ed è proprio davanti a questo cuore nel centro di Este che auguriamo a tutti gli innamorati un buon San Valentino. E gli altri, non disperate, il 15 febbraio è San Faustino, la festa dei simboli.